Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati al Teatro a casa tua, la rubrica dell'Ente Regionale Teatrale dedicato ai protagonisti e alle protagoniste della scena. Diamo subito il benvenuto agli ospiti di questa sera, dopo la pausa, diciamo, per le festività di Pasqua, quindi benvenuti a Nicoletta Oscura e Matteo Sgobino. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie e benvenuti. Appunto, Matteo e Nicoletta hanno accolto il nostro invito e sono nostri ospiti in quanto, diciamo, protagonisti dello spettacolo Tina Modotti, Gli occhi e le mani, che vedremo proprio qui su Facebook e sul canale YouTube dell'ERT-FVG domani sera dal Teatro Pierpaolo Pasolini di Casarsa. Parliamo appunto dello spettacolo. Già dal titolo ci introduce una figura artistica molto importante per la cultura della regione nel Novecento, appunto Tina Modotti, che a soli 17 anni nel 1913 lascia Udine e attraverso la sua arte racconta e vive alcuni dei momenti topici della storia del Novecento in parti diverse del mondo. Ed è proprio da qui che vorrei partire, appunto da Tina Modotti, e volevo chiedervi come vi siete avvicinati a questa figura e come è nata l'idea di rappresentarla sul palco. Beh, allora, qualcuno direbbe che è stato un caso, a noi piace di più dire che è stato diciamo, una fortuna, è stato proprio un caso fortuito che ci ha fatto incontrare, io e Matteo ci conoscevamo già, ma non avevamo mai lavorato insieme, e c'è stata fatta una commissione, un'associazione che è l'associazione Genia di Madrisio di Fagagna, per celebrare la giornata dell'8 marzo, ci ha chiesto di lavorare su questo, come dire, era una piccola parte di testo, era un progetto ancora in fieri, scritto da Alberto Prelli sulla figura di Tina Modotti. E quindi noi abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto che poi è diventato un work in progress, nel senso che quando l'abbiamo presentato la prima volta durava 20 minuti e poi da lì abbiamo visto che il lavoro era interessante, che come dire, le persone, il pubblico si appassionava e ci siamo appassionati anche noi e siamo andati avanti. Sia Alberto ha continuato a scrivere, quindi il testo è diventato poi un monologo di un'ora, sia noi abbiamo continuato a lavorarci per arrivare poi a una forma definitiva nell'estate. E appunto, cioè, Tina Modotti in che modo viene raccontata da questo testo? Appunto, c'è molta musica e c'è molta parola, ma quali sono un po' le tappe della sua vita che portate in scena? Matte, vai tu? Sì, beh, il testo è stato scritto, come ha detto Nicoletta, da Alberto Prelli e Alberto, che è uno storiografo molto bravo, ha voluto dare un taglio particolare a questa scrittura teatrale. Ha voluto raccontare un po', sì, la storia di Tina Modotti, proprio dalla sua infanzia udinese, fino agli anni degli Stati Uniti, fino al Messico, poi alla Russia, però tutto guardando attraverso le emozioni di una donna, immaginando quello che potrebbe essere stato il suo carattere, le sue paure, le sue emozioni più grandi, le sue più grandi delusioni. Ehm, Anche perché io immagino sempre Tina Modotti come una persona estremamente forte, decisa, ma che deve aver sofferto anche molto, perché infatti è morta, giovanissima, mi pare 44 anni, dove mi pare, a Città del Messico, e si pensa proprio che sia anche morta per l'enorme fatica che ha sopportato. Per cui il taglio che ha dato Alberto è proprio nel scandagliare proprio queste emozioni di donna che ha attraversato, un mezzo secolo estremamente difficile, no, partendo dall'immigrazione obbligatoria ormai, friulana, verso un altro mondo che era quello degli Stati Uniti. Pensiamo che è partita da sola a 17 anni su una nave verso l'ignoto, ecco. Sì, quello che ci piace dire è anche che la figura di Tina Modotti
e che qui noi raccontiamo, come dire, in questo taglio. Lo spettacolo non pretende di essere esaustivo, ma proprio perché è uno spettacolo teatrale e non è una biografia, no? Quindi quello che ci piace, su cui abbiamo lavorato molto, sono anche i punti d'ombra e le fragilità di questo Mh. personaggio, e dall'altra parte il coraggio, perché Tina Modotti è attuale ancora oggi, e oggi più che mai, secondo me, perché è una donna che ha avuto il coraggio di vivere, pagando il prezzo di Mh. questo, perché lei ha sempre fatto le sue scelte ed è sempre andata incontro alla vita e anche, come dire, ai rischi che questo comportava, ma ha vissuto poco, però ha vissuto ogni giorno, e questo secondo me oggi soprattutto è un bellissimo insegnamento, anche per le giovani generazioni, ma non solo, Mh. su coraggio. Infatti, cioè questo è un aspetto che secondo me è molto interessante e vale la pena proprio sottolineare, cioè raccontiamo la storia di una donna, di un'artista, che appunto è nata più di 100 anni fa. Qual è il suo messaggio nel presente? Cosa possiamo imparare? Come possiamo avvicinarci a questa figura oggi? Beh, Tina era una donna libera. Tina è Mh. stata una donna libera, forse una delle prime donne veramente libere. Lei, non a caso inizia a lavorare da ragazzina come filandina, e già quello secondo me, io mi sono fatta questa idea, al di là poi anche delle frequentazioni familiari, perché anche in famiglia c'era tutto un discorso, come dire, politico, ma al di là di questo, credo che il fatto di lavorare fin da piccola, l'abbia, come dire, abbia formato una sensibilità diversa. Le filandine all'epoca erano considerate delle poco di buono, perché si guadagnavano da vivere. E lei ha sempre continuato in questo senso ad essere una donna libera e a guadagnarsela questa libertà, che sia una libertà economica, una libertà di scelte politiche, una libertà anche di decidere dove vivere in ogni momento, e anche una libertà sentimentale e sessuale, cioè tutto quello che gira intorno a questa figura ha a che fare con la libertà, e mi sembra che il Mh. messaggio per questi momenti bui sia importante. Sì, cioè se immaginiamo che è qualcosa appunto di straordinario nel Novecento, ma che ha un valore molto, denso e molto importante anche nella contemporaneità. Quindi è uno spettacolo che appunto su cui voi lavorate da anni, ma che continua ad avere un suo, riscontro diciamo nel pubblico, proprio perché tocca certi aspetti appunto di emozioni. Le avete citate e le emozioni che ci portano un po' all'altro lato dello spettacolo, perché c'è la parola, c'è la storia di Tina, ma c'è anche molta musica. Quindi quello che volevo chiedere a voi, e magari a Matteo in particolare, è come avete scelto di raccontare questa storia anche attraverso la parte, diciamo, di canzoni proprio. Guarda, è stato abbastanza naturale, devo dire la verità, perché io e Nicoletta, da tempo ci conoscevamo, non avevamo mai lavorato assieme e avremmo voluto da sempre avere uno spettacolo musicale, per provare proprio insieme a cimentarci un po' con le nostre voci, con la chitarra. Per cui quando c'è stata occasione subito abbiamo pensato ad inserire della musica. Ma sapendo anche che, Tina Modotti era una grande appassionata di musica. Infatti, in molte testimonianze si parla di Tina Modotti come cantante. Le piaceva cantare armonizzando, no, per cui c'è venuto naturale pensare di, seguire il viaggio di Tina, utilizzando delle musiche, cantandole a 2 voci con una chitarra che potesse anche esaltare i momenti e le emozioni. Da qui siamo partiti per cercare un po', quello che poteva, raccontare il momento storico, le emozioni anche di Tina. E abbiamo pescato, devo dire, in tantissimi contesti culturali e musicali, no, partendo dallo stesso Friuli, non si poteva non rendere omaggio a Tina Modotti friulana,
Però poi anche a tutta la parte americana. Lei è stata una grandissima, una famosa all'epoca diva del cinema, per cui sicuramente è stata immersa nel mondo della musica, dello swing di quegli anni, si parla degli anni '20, insomma c'era tutta lo swing nasce in quel periodo. E poi chiaramente tutta la parte dell'America Latina, di cui lei è stata in cui lei è stata protagonista in Messico, eccetera. Per cui c'è venuto abbastanza facile trovarci in quest che secondo me raccontano bene anche oltre il viaggio di Tina Modotti, anche le sue emozioni. Ehm, una scelta è stata anche di, seguire attraverso la musica, il testo, cercando non di separare le 2 cose, ma di integrarle, quindi fonderle assieme, in maniera che la musica diventi la strada su cui le parole, si muovono e si intrecciano, in maniera che si possa creare un tutt'uno, ecco, non, scindendo i 2 aspetti. Sì, se posso dire una cosa, e in questo io ringrazio Matteo perché per me è sempre bellissimo lavorare con lui perché il tipo di lavoro è specifico ed è speciale. Abbiamo lavorato, intanto abbiamo provato tanto e continuiamo a provare tanto e questa è una cosa, è un lusso che ci concediamo e non è sempre così. Ma proviamo tanto proprio per a essere liberi nel momento in cui andiamo in scena, di stare nel qui e ora. Quindi ovviamente ci sono un sacco di cose che noi abbiamo, appuntamenti e cose precise, ma poi come dire, quella precisione permette anche ci permette di improvvisare molto, di stare molto connessi in quello che stiamo facendo, in quello che sta succedendo in quel momento. E per cui è sempre uguale, ma non è mai uguale. Davvero, non so, Matte, se... Eh sì, è la bellezza anche del teatro, no, alla fine, diventa uno strumento la storia, diventa uno strumento le nostre voci, la voce di narrante di Nicoletta che racconta, per cui insieme sono degli strumenti che si intrecciano e creano qualcosa al momento anche. E come dice Nicoletta, ci sono degli appuntamenti che ricorrono nello spettacolo, ma quello che succede in mezzo è qualcosa ehm, che è frutto di quel momento, di quello spettacolo, ed è questa anche la bellezza del teatro, no, volevamo un po' riuscire a cogliere questa cosa. Questo aspetto e, a breve insomma mi farebbe piacere mostrare anche il trailer dello spettacolo, ma prima ho ancora qualche curiosità appunto su questo testo. La prima riguarda il titolo appunto, perché Tina Modotti, gli occhi e le mani. Posso chiedervi perché appunto questa scelta di porre l'attenzione sugli occhi e sulle mani che rappresentano anche dei sensi e dei modi di scoprire il mondo? Ma allora, diciamo che la domanda andrebbe fatta prima di tutto ad Alberto, perché questo è il titolo del testo che lui ha scritto. Io posso dare la mia personale interpretazione. Secondo me, gli occhi e le mani rappresentano la visione, ma anche la concretezza, no? Questo è Tina. E vive entrambi cioè la visione e anche l'utopia, se vuoi, e non solo gli occhi di una fotografa, ma anche gli occhi di chi vuole guardare, quindi ha il coraggio di guardare, e dall'altra parte però le mani e quindi la concretezza anche del fatto che bisogna fare fatica per poter guardare. Io la interpreto così, credo che il discorso sui sensi abbia sicuramente a che fare un po' anche con la sua femminilità, col fatto che è un personaggio, come dire, che ci apre le porte, ma quando entri dentro nella sua storia poi non esci più. Noi ci siamo proprio buttati e non so se ne siamo ancora usciti.
Infatti siamo ancora qua. Infatti lo portiamo in scena e a questo punto direi che ascoltiamo e guardiamo il trailer dello spettacolo proprio per entrare ancora di più anche noi in quello che vedremo domani sera dal Teatro di Casarsa. Le vele adornare in bluse e calzette, camicie, cotolette che non le spusa più. Il mio nome sarebbe Assunta, ma tutti mi conoscono per Tina Modotti. Sono nata a Genova, il Sirio partivano per l'America, varcare i confini. A San Francisco. Nessun altro parente con te? No, signore, tutti negli Stati Uniti. Hai altri parenti in Italia? No, signore, mentii. E che mestiere sai fare? Io studio ancora, signore. E sei mai stata in prigione? No, signore. E sei poligama? Cosa vuol dire poligama? Se hai tanti mariti, magari ti piacerebbe, E poi mi consegnò un foglio e mi mandò via. Ero in America. Mr. Sandman, bring me a dream, making the cutest day I ever seen, eating tulips like roses and clover, then telling that his lonesome night is over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Here's to run your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. E cosa fai? Parto per l'Unione Sovietica. E non poteva dire altro alla sua compagna. Così era e così doveva essere. Allora in silenzio lo aiutai a mettere in valigia calze grosse, indumenti pesanti. Gli comprai anche un berretto di lana. E io? E io rimanevo lì. E poi, all'improvviso, inatteso, l'incontro con Julio Antonio Meyer. Me respondes, quizás. Una fredda sera eravamo per strada. Julio aveva un incontro con José. La sua telefonata era stata un po' misteriosa. Gli aveva detto che era cosa importante da non potersi spiattellare al telefono. Ci dividemmo e io dovevo andare alla posta. Ci demmo appuntamento al caffè La India. Julio fu informato da fonte sicura che erano arrivati in città direttamente da Cuba dei killer per fargli la pelle. Era in estremo pericolo, doveva lasciare immediatamente il Messico. Quando ci ritrovammo, non so, mi sembrò pallido, preoccupato. Eravamo per strada quando quel colpo di pistola... E subito un secondo, quello sparo lo sento ancora che esplode. Ma non avevo ancora visto tutto. Perché fui accusata di avere partecipato all'attentato contro il presidente Rubio. Una terrorista, a capo di una società di bombaroli. Assurdo. Stampa vile, bugiarda, prove false, inesistenti. E così la polizia messicana mi arrestò e fui incarcerata nella sezione femminile. Signorita Modotti, o lei rinuncia a qualsiasi attività politica e allora può rimanere in Messico o altrimenti dovrà lasciare il paese entro 48 ore. Sotto falsa identità dovevo andare a Berlino con 3 passaporti cuciti nella sottoveste e denaro nel reggiseno. Seguirono altri viaggi in Ungheria, Svezia e Spagna. E in Spagna mi arrestarono. Mostravo il mio passaporto guatemalteco e ripetevo continuamente: sono una turista. Sono una turista. Tenni duro e dovete lasciarmi andare. Arrivederci. Ripetei con un sorriso, mi avviai nella notte. Voltai la testa. Era ancora lì. Mi guardava.
Arrivederci, sussurrai e salii sull'ultimo taxi, il mio ultimo taxi. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, 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 si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, 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 qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro te lo advierto. Rieccoci, direi che questi minuti ci hanno permesso proprio di calarci un po' nella storia, nel tipo di questo breve viaggio a due voci appunto che ci avete presentato. E lo spettacolo, appunto, lo ricordo per chi ci sta seguendo, sarà disponibile in streaming domani sera alle ore 21 qui su Facebook e sul canale YouTube dell'Ert Friuli Venezia Giulia dal Teatro Pierpaolo Pasolini di Casarsa. Diciamo che per noi, per la rassegna a circuito aperto, sono occasioni per aprire i teatri, ma non è ancora, insomma, la riapertura che tutti auspichiamo, perché comunque sarete, insomma, solo voi e senza pubblico. In questo lungo anno senza eventi, appunto, Nicoletta, mi rivolgo a te. Siete stati appunto in prima linea a fianco ai lavoratori e alle lavoratrici dello spettacolo per cercare di tenere alta l'attenzione su quello che stava succedendo. Volevo chiederti appunto come hai vissuto, come è stato quest'anno e qual è la situazione appunto in Friuli Venezia Giulia. Allora, è stato un anno ed è tuttora difficile, buio, cupo. È già da un anno che noi, insomma, ci siamo uniti, ci sono tanti movimenti in tutta Italia, ma anche qui in regione. Ed adesso è il momento di sostenersi, nel senso che oltre alla lotta c'è anche proprio la necessità di sostenersi umanamente, animicamente, perché ci sono persone che fanno fatica in questo momento e al di là poi della fatica economica c'è anche una fatica proprio animica, umana, quindi è sempre importante starsi vicini perché ce n'è sempre uno che cade e allora l'altro lo deve tirare su, ma non è una cosa da tenere, diciamo, bisogna tenerlo ben presente, stare molto attenti, tenere la guardia ben alta. E in Friuli Venezia Giulia questa è la situazione. Noi abbiamo avuto uno spiraglio l'estate scorsa, siamo stati tra i fortunati insieme a Matteo che abbiamo lavorato molto l'estate scorsa, ma diciamo che abbiamo calcolato che lavorava una persona su 4 del comparto, no? E questo non è possibile. E poi da fine ottobre siamo sostanzialmente fermi per tutta quella che è l'attività performativa, che non è tutta l'attività che noi facciamo in un anno, ma che è la gran parte. Matteo riesce ad insegnare, giusto? Tu hai le lezioni di musica, io riesco a fare qualche laboratorio online, però questo non possiamo diventare dei lavoratori stagionali, questo è dubbio, insomma. Quindi la lotta continua. Certo, anche perché appunto in questo momento continua a essere assente una data della riapertura appunto dei teatri al pubblico. E voi state lavorando a qualche progetto insieme? Avete qualcosa in cantiere, insomma, per i prossimi mesi? Beh, vado, poi Matte, tu. Abbiamo 2 cose. Allora, uno è uno spettacolo che facciamo con Manuel Buttus e il Teatrino del Rifo, che salutiamo, che è uno spettacolo che abbiamo portato avanti l'estate scorsa, ma che continueremo a fare, che si intitola Se non avessi più te, come si dice, sulla violenza di genere e sull'educazione sentimentale. E l'altro spettacolo, diciamo, che è rimasto un po' lì
fermo e che appena apriranno i teatri riprenderemo. È uno spettacolo che si intitola Vennero in tanti e si chiamavano Gente, dall'antologia di Spoon River e da Fabrizio De André, che è un lavoro che ha fatto veramente appena debuttato e quindi stiamo aspettando di poter proporre al più presto in tutti i teatri. E farlo conoscere al pubblico, e c'è sempre appunto un aspetto di musica e un aspetto di parole, insomma su Spoon River e De André mi sembra naturale, insomma, immaginarlo. Sì, sì, certo, infatti, ma ormai io penso che il nostro sodalizio, mio e di Nicoletta, sia un po' improntato su questo aspetto qua, la musica e il testo. E in tutti gli spettacoli che abbiamo fatto abbiamo cercato di inserire questa modalità che secondo noi ci viene naturale e ci piace, ci diverte, devo dire la verità. E poi siamo naturalmente distanziati, anche questo è, Esatto. nel senso che sono spettacoli che possiamo fare abbastanza tranquillamente, perché non abbiamo, sia che io mi muova o che io stia ferma dietro a un leggio, comunque non è un teatro corporeo, ecco, e quindi abbiamo questa fortuna di poterlo fare, se ce lo lasciano fare. Di questi tempi è sicuramente, Esatto. se non altro può restare lo spettacolo come l'avete immaginato, magari senza la Sì, non lo necessità. dobbiamo modificare, questo è già una cosa, perché è abbastanza frustrante per un regista o per una compagnia costruire uno spettacolo che ha bisogno di quel linguaggio e poi trovarsi a dover distanziare. Il nostro linguaggio, diciamo che, essendo un linguaggio che ha a che fare molto con quello che si ascolta, sono sempre viaggi sonori quelli che proponiamo, è più duttile da questo punto di vista. Non possiamo non concludere un po' chiedendovi un po' un ricordo legato appunto all'ente regionale teatrale, ovvero voi siete stati un po' la nostra voce di accompagnamento nella serata di celebrazione, insomma, dei 50 anni dell'ERT al Teatro Palamostre ormai nel 2019. Quindi volevo chiedervi appunto, così concludiamo questa nostra chiacchierata, che ricordo avete di quella serata? È stata una bella serata, molto divertente devo dire, e mi ricordo che abbiamo proposto alcuni brani proprio tratti dai nostri spettacoli, tra l'altro l'ultimo era proprio il brano di chiusura dello spettacolo di Tina, no? Sì. Che c'era stato chiesto proprio espressamente perché insomma era piaciuto. Ed è stato molto bello entrare in teatro, tanta gente, tutte Sì. personalità importanti del teatro, per cui eravamo anche noi molto emozionati. Sì, io quello che ricordo è questa immagine di tutte queste persone nel foyer, in platea, cioè tutta questa quantità di gente, questo senso di festa, che forse è stata l'ultima festa grossa in teatro a cui ho partecipato, quindi è un ricordo, sembra lontanissimo, era solo la fine del 2019, ma sembra lontanissimo, eravamo tutti ignari ancora di quello che sarebbe accaduto. Speriamo insomma di conservare questo senso di festa e anche poi di amore per il teatro e di ripartire da lì, se vogliamo appunto dare una conclusione a questa nostra chiacchierata. Io vi ringrazio molto, quindi grazie a Matteo Sgovino e Nicoletta Oscuro. Grazie a te. Grazie. E ricordo appunto che il Teatro a Casa Tua torna giovedì prossimo sempre alle ore 18:30 sulla nostra pagina Facebook, mentre lo spettacolo Tina Modotti, Gli occhi e le mani per circuito aperto sarà in streaming domani sera alle ore 21 sempre su Facebook e YouTube di ERT Friuli Venezia Giulia. Grazie a tutti e buona serata.